Questa non è l'unica cosa strana relativa alle elezioni. Se ricordate, a Portogruaro c'è un altro esempio puramente kafkiano, con un sindaco eletto che si trova in consiglio comunale con, invece che avere la maggioranza, con la minoranza dei consiglieri. Quindi la minoranza che in questo punto dovrebbe essere maggioranza, che quindi così non è. Ma noi abbiamo in collegamento telefonico Rosario Padovano che ci spiega un fatto, perché mi pare, Rosario, il sindaco aveva chiesto la sospensiva per quanto riguarda la prima riunione del Consiglio in attesa di fare un po' di chiarezza all'interno della maggioranza. Ma mi pare che questa sospensiva non sia stata accettata. Ci vuoi spiegare? Proprio nei minuti in cui andava in onda l'edizione del telegiornale ci è arrivata la notizia da Venezia in merito alla quale il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha respinto la richiesta di sospensiva degli eletti avanzata dal sindaco rieletto Antonio Bertoncello. Questo presuppone una cosa, che lo status quo rimane inalterato, quindi il centro-sinistra si presenterà con 9 consiglieri, il centro-destra con 11, per cui lo spettro dell'ingovernabilità da qui in avanti alleggerà su Portogruaro. Fino a un certo punto naturalmente, perché la politica può riservare sempre dei colpi di scena che potrebbero essere amari per il centrodestra. Adesso infatti entro pochi giorni dovrebbe essere convocato nuovamente il Consiglio Comunale, anche se il sindaco Antonio Bertoncello ha fatto sapere che domani mattina esaminerà tutte le carte eventualmente per convocare subito il Consiglio, oppure, e questa è un'ipotesi che sembrava la più probabile stamattina ma che si è raffreddata nel pomeriggio nonostante il caldo, l'ipotesi di un ricorso addirittura al Consiglio di Stato. Naturalmente questa pioggia di ricorsi rischia di creare una sorta di stallo perenne sulla politica portoghese. Si diceva appunto di un clima che potrebbe essere sfavorevole al centrodestra, perché proprio pochi giorni fa, a sorpresa e forse senza neanche la totale condivisione del centrodestra, 2 consiglieri eletti, Renato Stivale e Piero Geronazzo, che hanno ottenuto l'elezione alla carica di consigliere comunale militando nella lista civica Angelo Tabaro sindaco, hanno fatto sapere di non voler dimettersi, per cui hanno lanciato una sorta di apertura nei confronti del sindaco Antonio Bertoncello, tra virgolette, per il bene del paese. Staremo dunque a vedere, la situazione è kafkiana, però l'ipotesi iniziale, quella delle dimissioni compatte degli 11 consiglieri, a questo punto va in forte discussione dopo la presa di posizione di Renato Stivale e Piero Geronazzo. Ricordiamo che Renato Stivale nel 2004 venne eletto nelle file dei socialisti democratici, dello SD, una compagine che faceva parte della coalizione di Bertoncello, che quest'anno invece si è presentato sotto forma di partito socialista. Fatto sta che comunque per il 2009, per le elezioni amministrative del 2009, Renato Stivale aveva fatto il cosiddetto salto della quaglia passando con il centrodestra. Adesso invece starebbe ripensando a un appoggio addirittura al sindaco Bertoncello, che lui aveva criticato durante la campagna elettorale. Sono cose che fanno molto discutere qui a Portogruaro, e sono anche convinto che Angelo Tabaro, il candidato del centrodestra, non l'abbia presa molto bene. Bene, grazie Rosario. Adesso corri velocemente in redazione, perché poi ci collegheremo di nuovo con te, con un ospite. Grazie ancora.